Caro Ivo Gallo, caro Lele Marcassa, sei pronto? Prontissimo! Inizia un nuovo viaggio! Una nuova avventura! Nei nostri viaggi raccontiamo storie Di lavoro e artigianato. Siamo sempre alla costante ricerca del paesaggio. Come le montagne più belle del mondo. Tanta avventura! Inizia la racola. State con noi! Ivo Gallo, Dimmi Lele Marcassa. sei contento? Contentissimo. Dove mi hai portato quest'oggi? Qui siamo nel centro di Cornuda e affronteremo un piccolo viaggio che da qua ci porterà a Maser e poi nella splendida Asolo. Quindi arte, storia e natura. Andiamo? Via! Benvenuti a Cornuda, la porta dei Colli Asolani, in cui storia, cultura e natura si fondono per creare un ambiente unico ed inimitabile. A Cornuda il Bosco del Fagarè, un'estensione di 150 ettari, rappresenta una delle caratteristiche principali del nostro territorio. È sito di interesse comunitario, zona di protezione speciale, veramente uno scrigno di biodiversità che vi invito a visitare. Perché? Perché è un luogo unico e magico e all'interno del quale si snodano tutta una serie di percorsi e di sentieri che portano a un altro luogo tipico e caratteristico della nostra comunità, che è il Colle della Rocca, dove vi è il santuario dedicato alla Madonna della Rocca e che richiama ogni anno migliaia di visitatori. Perché? Perché è un luogo in cui si sommano spiritualità e storicità. Storicità che si lega al monumento che troviamo ai piedi del Colle della Rocca, ovvero l'ossario monumento ai caduti della battaglia dell'8-9 maggio 1848. Una battaglia che ha visto Cornuda protagonista nella prima guerra del Risorgimento. Quindi anche Cornuda è entrata a far parte della storia e ha voluto celebrarlo e ricordarlo attraverso questo monumento. Per venire alla cultura e quindi trovarci al centro di Cornuda con il nostro progetto, un grande progetto che è quello del nuovo polo scolastico di Cornuda, che è in corso di realizzazione e troverà esecuzione nei prossimi mesi e nelle prossime settimane. E poi il grande altro obiettivo, quello del nuovo polo socioculturale a Casa Fiorinotto, in cui troverà posto i nuovi servizi sociali e la nuova biblioteca comunale e spazi per le associazioni. Quindi un insieme di luoghi, un insieme di spazi, un insieme di idee che vi invito a visitare. Venite a Cornuda, Cornuda vi aspetta, a presto! Mi trovo davvero in un luogo significativo dal punto di vista paesaggistico. Da questo colle si gode di un paesaggio magico a 360 gradi che spazia dal Montello, il Montelletto, la Valle del Piave, le Prealpi Venete e soprattutto i Colli Asolani. Qui nasce la storia di Cornuda. Infatti a pochi passi da qui si trova una valle detta di San Lorenzo, dove ci sono stati dei ritrovamenti preistorici importanti che attestano la presenza dell'uomo quindi migliaia di anni fa, anche se il vero sviluppo di Cornuda arriva nel Medioevo.
C'è un documento che attesta la costruzione di una pieve tra il VII e l'VIII secolo, e in questo documento si parla di cornuta, che altro non è che una sorta di istanza debitoria tra alcuni abitanti, e si dice dalle fonti il monastero di Casier. Altri parlano invece di cornua, dal latino, che significa corna, da cui deriverebbe il nome dell'abitato, per un incrocio di strade importanti, cioè la Feltrina e la Piovega. Dove mi trovo in questo momento c'è un santuario importante per gli abitanti di Cornuda, la Madonna di Rocca. All'interno c'è proprio un'immagine, una statua miracolosa della Madonna, molto venerata dai cornudesi. La chiesa risale al XVII secolo, poi con delle decorazioni della metà del 1700. Successivamente è stato costruito un piccolo convento, oggi abitato e gestito dalle suore missionarie, e anche un eremo invece maschile. Questo complesso è stato costruito sulla rocca, appunto, cioè dove si trovava un presidio, un fortilizio del 1200 circa. Dovete infatti immaginare che queste terre erano contese proprio per la posizione strategica dal comune di Treviso, dagli Scaligeri di Verona e dagli Ezzelini. Di quella rocca, come del castello di Colle, non rimane più nulla, furono entrambi distrutti nel XIV secolo. Il vero sviluppo socio-economico di Cornuda arriva con la presenza della Repubblica di San Marco. Poi c'è un evento bellico risorgimentale importante del 1848 e un cippo, un monumento ai caduti che ce lo ricorda. Ma prima di vederlo sentiamo le parole di Don Ado, rettore di questo splendido santuario dedicato alla Madonna. Un caro saluto anche da questo colle del Santuario di Maria. Ecco, e sono contento anche di aggiungere un pensiero di pace da questo luogo che è già chiamato paradiso. Chi viene qui per la veduta, per la Madonna, ecco, devozione, ecco, sente di arrivare in pace. Vorremmo che questa pace raggiunga un po' tutte le persone, anche da noi, perché non è che ci sia pace tanto nei nostri cuori, nei nostri mondi interiori, ecco, perché questa è la prima pietra per poter procedere e andare avanti, no? Partiamo da noi, però c'è un orizzonte che è difficile, e allora questo orizzonte vogliamo anche cioè dare una mano e collaborare. Come fare? È un po' difficile per noi, però noi con la nostra umanità vogliamo contagiare quell'umanità anche più dolente o quella più cattiva, se vogliamo dire, nelle intenzioni, ecco, e che arrivi alla pace. Ecco, un augurio di pace a tutti, che viene anche dall'intercessione di Maria che noi invochiamo ogni giorno. Ecco, così, pace a tutti e auguri. Buona salute del corpo e dell'anima. Prima di raggiungere il monumento dell'Aquila non posso non fermarmi qui, vicino a questo tronco di quercia. Pensate, questa quercia è caduta il 18 maggio 2008. La casualità vuole che per quel giorno fosse stata organizzata una processione che doveva portare la Madonna da su fino giù in parrocchia. La cosa strana è che questa quercia è legata a una leggenda, la leggenda di una pastorella che doveva raggiungere il colmo della collina e si fermò proprio sotto questa quercia e lì apparve la Madonna. Poi decidete voi quanto è leggenda
quanto è verità, quanto è mito. Comunque, una cosa realmente straordinaria. Alle mie spalle un monumento importante, non solo per Cornuda, ma direi per tutta l'Italia. Questo è il monumento dell'Aquila, in ricordo di una cruenta battaglia che si svolse tra l'8 e il 9 maggio del 1848, all'interno di quella che ricordiamo come la prima guerra d'indipendenza, in cui gli italiani decidono di liberarsi dal giogo degli austriaci. Il massacro dei dragoni pontifici. Pensate, è un unicum, nel senso che siamo abituati a pensare che lo Stato pontificio corresse da solo, nel senso che non fosse promotore dell'unificazione dello Stato italiano. Invece in questa occasione questi soldati a cavallo combatterono proprio per cacciare l'invasore. Ma questa perdita di vite riuscì a preservare tutto l'altro esercito. E quindi questo per concorrere poi a quello che accadrà non molti anni dopo, cioè l'unità d'Italia. C'è anche una leggenda legata a questo monumento, cioè che ogni notte nella festa di Ognissanti ci sia una cavalcata spettrale che conduce questi dragoni pontifici verso la Pria Morta, cioè una sorta di grande masso dove è scolpito un cuore che ci ricorda proprio quel terribile avvenimento legato al risorgimento italiano del 1848. Siamo entrati in questo luogo importantissimo che è la Tipoteca di Cornuda ed è sede di una fondazione. All'interno di questi spazi molto grandi, molto curati, si raccoglie sostanzialmente la storia della stampa. Quindi troviamo macchinari, strumenti, ma soprattutto i caratteri mobili che hanno permesso all'umanità di comunicare in maniera molto più veloce, comportando un'enorme rivoluzione, sia per la cultura che per l'informazione. Questo luogo è stato ricavato dagli spazi che un tempo erano occupati dalla foresteria del canapificio italiano. Qui a Cornuda c'era uno stabilimento molto grande, molto importante, in cui si producevano soprattutto corde e spaghi, che ha dato lavoro a migliaia di persone, a molte comunità. Foresteria con a fianco la chiesa utilizzata proprio da chi lavorava nel canapificio. Oggi questo luogo invece si è trasformato in una sorta di tempio, direi davvero sacro dal punto di vista laico, di quella che è la stampa. Adesso vedremo anche come funziona questo metodo che è stato poi surclassato dai computer non tanti anni fa. In realtà all'interno di questo spazio ancora si produce, ancora si stampa con la vecchia tecnica, è anche un auditorium
ma soprattutto un museo visitabile ogni giorno della settimana. Vi ricordo anche che dall'11 ottobre al 20 di dicembre si terrà in questi spazi una mostra straordinaria. 10 acqueforti originali del grande artista Corrado Balest, qui all'Antipoteca di Cornuda, in provincia di Treviso. Cari amici, questo luogo ha dell'incredibile per la storia che raccoglie. Pensate, Internet, che tutti conosciamo, ha prodotto una rivoluzione nel sistema di comunicazione senza precedenti. In realtà no, perché nel 1450 la vera rivoluzione nella comunicazione tra le persone sono stati i caratteri mobili, Gutenberg. Ma molto più ferrato su questo argomento di me è il nostro amico Daniele. Ma questi caratteri mobili, spieghiamo cosa sono. Allora, giustamente Ivo ha parlato di Gutenberg, metà del 400, invenzione dei caratteri mobili, un'invenzione che ha rivoluzionato il mondo perché ha permesso la diffusione della cultura. I libri esistevano già prima però, scritti a mano. La scrittura a mano era molto lenta, però alla fine di 4 anni di lavoro io avevo una Bibbia. Con questo sistema, utilizzando i caratteri mobili, che sono questi blocchi di piombo o di legno, Gutenberg ha inventato i caratteri in piombo perché sono molto più piccoli, perché un libro con questi caratteri non riesco a stamparlo. Caratteri in piombo, che sono, questi è un carattere abbastanza grande da titoli, ma sono anche queste cosine qui, un pelino più complicate. Per i bigliettini da visita, per le note alla fine del libro. Si usano molto di più questi rispetto a questi più grandi. Cosa importante, come arriviamo ad avere i caratteri mobili? Perché per stampare una pagina di un libro io devo avere, questa è una H, io devo averne centinaia, devo averne centinaia, almeno 500 per una pagina di un libro. I caratteri sono di piombo, non solo di piombo, ma una lega di piombo, antimonio e stagno. La forma di fusione è questa. Per arrivare ad utilizzare la forma di fusione bisogna preparare un punzone, quindi il lavoro è molto lento. Punzone tutto fatto a mano fino alla fine del Settecento. Con il punzone si batte una matrice, che è questa lastrina di rame, molto tenero, e con questo io posso, utilizzando la forma di fusione, produrre uno alla volta tutti i caratteri che servono per la mia composizione, per comporre e stampare il libro. Quindi è un processo molto lento avere i caratteri, perché è semplice avere i caratteri e comporre il sistema. Sì, per te è semplice comporre, perché dopo, Abbastanza una volta semplice. realizzati i caratteri, cosa si fa? Una volta fusi i caratteri, io li dispongo uno vicino all'altro, nel senso giusto, perché i caratteri sono specchiati, quindi dobbiamo imparare a leggere. Quindi tu devi posizionarli tutti, diciamo, rovesci. Sì. Più che rovesci, speculari. Speculari, sì, dobbiamo esatto. ragionare dall'alto in basso. Questa è una A e questa è una R, perché anche se io la girassi non è che la raddrizzo. Diventa come noi la leggiamo quando la stampiamo. Okay. Questo vuol dire che io devo mettere tutti i caratteri uno vicino all'altro. Questi sono tutti i caratteri singoli, intervallati dagli spazi, la punteggiatura, riempire tutte le parti vuote in modo da chiudere e da bloccare le righe dei caratteri durante la stampa, e a questo punto io posso stampare utilizzando un torchio. So che fino a 20 anni fa circa gli spartiti musicali, e scusa se parlo di musica ma è una cosa a me molto cara, venivano stampati ancora con questa tecnica, ma è vero? Sì, fino a 40 anni fa i libri si stampavano con questo sistema, i libri e i manifesti. Tutti i manifesti per le sagre venivano fatti fino a 30 anni fa utilizzando anche i caratteri in legno, che sono molto più grandi. Ma gli spartiti fino a meno di 20 anni fa, 25 anni fa, venivano ancora prodotti con questo sistema. Ma quindi chi incideva la piastra di piombo doveva essere preparato in musica? Sì. Quindi prendevano una lastra di piombo, incidevano il pentagramma e dopo con un bulino, un martelletto, incidevano tutte le note una a una,
e facevano tutto il lavoro. Sembra una cosa di un'altra epoca, in realtà fino a pochi anni fa si faceva così. Sì, non sembra impossibile perché noi adesso con il computer in pochi secondi possiamo comporre, diventiamo... Diciamo la curiosità della misura dei font del computer, che c'è sempre scritto 12 pt, cosa vuol dire? PT. Allora, che cos'è quel PT che noi usiamo ancora al giorno d'oggi? Non sono millimetri, non sono centimetri, Cos'è? ma è l'unità di misura tipografica che è questo spessore. Questo spessore, circa un terzo del millimetro, anche qua un'unità di misura introdotta a metà del Settecento. Quindi il computer che noi usiamo adesso utilizza ancora l'unità di misura tipografica. L'unità di misura Pensa a te. tipografica, anche se è un pelino più piccolo, però l'unità di misura si chiama punto tipografico, che è questo. Senti Daniele, mi viene voglia di stampare, io secondo te riesco a fare qualcosa? Ma certo. Con il tuo aiuto ovviamente. Andiamo? Utilizziamo un carattere, usiamo non questi per oggi, la Grazie, prossima volta, grazie. ma cose un pelino, Vai. più grande e andiamo Guarda, via. non a caso c'è la R, giusto, R. che Sì. va a speculare. Ma andiamo a vedere. Andiamo. Abbiamo raggiunto Maser, toponimo che deriva da maceries, cioè rovine, in virtù di un'antica frana che colpì queste terre. Siamo all'interno del giardino di Villa Barbaro, forse uno dei più grandi esempi di villa veneta, inserita nella lista UNESCO e ovviamente progettata dal grande Andrea Palladio, il cui nome stesso, il cui epiteto richiamava la palla di Atena, quindi il classicismo. È una villa che aveva una doppia funzione, quella di accogliere gli ospiti, di essere dimora confortevole, ma soprattutto luogo di lavoro, che era poi nel format, nello stile dello stesso architetto, il quale congeniava le attività e alla serenità abitativa dei luoghi che progettava. Come vedete c'è questo corpo principale che avanza rispetto alla linea dei porticati ed è proprio in stile assolutamente classico.
lo stesso classicismo che da qui avrà un indirizzo e che porterà poi a tutto l'Occidente a replicare questo tipo di architetture, come ad esempio la Casa Bianca o Capitol Hill negli Stati Uniti d'America. Questo è lo stile che Andrea Palladio codifica attraverso soprattutto i 4 libri dell'architettura. E questo è un esempio sublime, anche perché i 2 committenti, i fratelli Barbaro, intanto Daniele era un fine umanista, nonché un amante dell'arte e del collezionismo, nonché patriarca di Aquileia, mentre Marcantonio, grande ambasciatore della Serenissima Repubblica di Venezia, amante della scultura e dell'architettura. Qui ci hanno messo un po' tutta la loro anima nella costruzione, aiutando e confortando Andrea Palladio. Sul timpano della facciata principale è inserito lo stemma della famiglia Barbaro, in un'allegoria che ci rappresenta l'armonia e la pace. Questo ci fa capire il motivo per cui si è accolti all'interno di questi spazi. E poi il richiamo continuo all'agricoltura e alla natura, soprattutto grazie al ciclo di affreschi magnifico di Paolo Veronese. La villa venne costruita in un terreno che precedentemente era di proprietà dei Pisani e dei Giustiniani. Oggi troviamo questo capolavoro dell'architettura che si unisce al capolavoro della pittura di Paolo Veronese, che come in una sorta di grande magia dialogano insieme. Nel 1934 la villa venne acquistata dal conte Volpi di Misurata, che la mantenne e la fece risplendere per quello che essa ci dona, lo splendore assoluto dell'arte classica. Ove è tagliata nel monte, rincontro alla casa una fontana con infiniti ornamenti di stucco e di pittura. Così Andrea Palladio descriveva il Ninfeo, un'opera da lui ideata in collaborazione con i suoi committenti Marcantonio e Daniele Barbaro. Il Ninfeo ha una doppia funzione, una funzione idrica, cioè raccoglie le acque della sorgente per poi ridistribuirle per irrigare i campi, orti e per alimentare le fontane. Ma ha anche una funzione simbolica. Crea una nicchia intima, evocativa, grazie alle sculture e agli stucchi realizzati dal Vittoria che ricordano dei e semidei della mitologia legata all'acqua. Una curiosità, sembra che le statue giganti alle mie spalle siano state realizzate proprio da Marcantonio Barbaro. Ora ho bisogno di un momento intimo, quindi Ivo evocherà. Ho bisogno di un momento evocativo.
Ho guadagnato il piano nobile di questa villa straordinaria, dove si presenta innanzi ai miei occhi quello che è considerato il ciclo di affreschi più importanti dell'arte veneta. Paolo Veronese ha compiuto un capolavoro assoluto all'interno di questo spazio, nonostante il progetto pittorico non fosse congeniale all'idea di Andrea Palladio, forse per la presenza delle architetture dipinte che ridondavano un po' lo stile classico che il Palladio volle. Indipendentemente da questo, le storie raccontate che riguardano quel passato illustre voluto prima dai greci, poi dai romani, è trionfante. Qui si respira forse uno dei momenti più alti dell'umanesimo di tutto il paese italico. Questa stanza principale è detta stanza a crociera per la presenza di queste volte e all'interno ci sono molti dipinti, sempre con questa tecnica favolosa del trompe-l'œil. Peraltro si dice anche che questo sia il trionfo assoluto del colorismo alla veneziana. Abbiamo per esempio le muse che tengono in mano uno strumento di cui invece una non si capisce, non si comprende perfettamente cosa tenga in mano, forse uno strumento a corde ma non è chiaro. Poi abbiamo due volti molto iconici, la bimba che apre la porta tanto quanto il paggio, e sono segnali e messaggi di grande accoglienza, un po' quello che volevano i fratelli Barbaro, cioè accogliere all'interno di questi spazi grandi intellettuali, amanti dell'arte, affinché si creasse una sorta di ritrovo intellettuale il cui obiettivo era quello di vivere pacificamente la bellezza che l'arte umana può regalare. Altre stanze sono per esempio quella dell'Olimpo, la stanza della giustizia in cui c'è questa donna sottoposta a giudizio da questo uomo che tiene in mano un fascio, quindi è una storia, una cronaca forse di quei tempi andati. La famosa stanza del cane per la presenza di questo iconico cagnolino, ma dalla parte opposta addirittura un gatto, e poi quella che mi sta più a cuore, la stanza di Bacco, in cui il dio dell'ebbrezza offre l'uva, che erano dei prodotti di queste terre nel comparto agricolo, ai pastori. Insomma, allegorie che richiamano la classicità, spose dell'assoluta armonia che all'interno di questi spazi regna e colpiscono profondamente il nostro sguardo, ma di più direi il nostro spirito. Benvenuti alla Villa di Masers che avete appena visitato, questo tesoro, monumento, patrimonio dell'umanità UNESCO, che è l'unica villa del Palladio che è rimasta con un'azienda agricola di 200 ettari, e questa azienda agricola gli dà una cornice di verde straordinaria. All'interno di questo abbiamo appena restaurato il giardino storico, che adesso è aperto al pubblico e nel quale facciamo tutta una serie di attività per condividere gli spazi di questo meraviglioso edificio, dalle prime colazioni in villa ai picnic, alle visite guidate che raccontano tutta una serie di aspetti molto affascinanti di questo edificio. La sua storia, abbiamo un percorso che vi porta a scoprire la vita delle carrozze nella scuderia che abbiamo appena restaurato grazie ai fondi del PNRR e della Comunità Europea, alla quale siamo profondamente grati. Abbiamo storie che vi raccontano come veniva prodotto
commercializzato, conservato e consumato il vino nella Venezia del Cinquecento. Tutto questo visitando le sale affrescate che avete appena visto, con gli affreschi di Paolo Veronese che sono così affascinanti e pieni di piccole sorprese e di grandi novità. Tante attività, facciamo concerti, facciamo presentazioni e ciliegina fra tutte le attività di quest'anno festeggeremo il 12 ottobre il 40° anniversario del consorzio dei vini dell'Asono Montello, di cui ovviamente anche noi siamo produttori nei nostri vigneti, e con questo sarà una grande manifestazione proprio per la promozione di questo territorio straordinario che ha così tanto da offrire a chi viene a visitare. E sono arrivato ad Asolo, in questo borgo, che è una piccola città in collina, famosissima in tutto il mondo. Ringrazio Walter per l'accoglienza, perché insomma, avendo camminato molto, mi è salito un attimino l'appetito, caro Walter. E prima di incontrare il presidente del consorzio Asolo Montello del Prosecco di OCG Asolano, io volevo ringraziarti per l'ospitalità. Grazie Walter. Grazie a voi. Qui sopra c'è il Ben di Dio, di prodotti tipici che voi portate avanti da molti anni. Tu quando hai cominciato con questa osteria? Sono 30 anni circa che noi abbiamo questa osteria. Un po' ce l'ha consegnata un originario della Puglia che fine 1800 È arrivato qua. è arrivato qua e qui era una carbonaia Ok. e lui l'ha trasformata in una taverna, osteria, in una sede del osteria. tempo. È bello perché mantiene viva attraverso gli oggetti, attraverso l'arredamento, questa profonda tradizione veneta a cui tu tieni molto, tanto che fai parte anche di una congrega di amici che è degli Osti e Tabari di Asolo, vero? Esatto. E cosa combinate? Ogni tanto facciamo delle feste, andiamo in giro per l'Italia e anche all'estero per pubblicizzare anche il nostro paese e anche quel tipo di abbigliamento che si usava una volta. E questo è il cappello e l'emblema un po', no? Il cappello e l'emblema e poi c'è il tabarro. Quindi tu hai gestito, ma adesso continui, ma hai lasciato un po' di campo anche ai tuoi figlioli, che ci Certo. salutiamo, che sono, Andrea e Alberto, che ringraziamo anche noi, perché assieme a mia moglie Fortunata. che insieme ci hanno preparato queste faccende Esatto. straordinarie. Cicchetti tipici veneti, vero? Quindi abbiamo, caro Walter, Abbiamo le alici marinate, sono tutti cicchetti classici veneziani. sì, Abbiamo le sarde in saor, il baccalà Mantecato. mantecato, la renga renga affumicata, i nervetti e le polpette al tonno. poi voi fate anche cucina, Poi noi facciamo anche cucina con i classici piatti veneti, certo, di cui la trippa e il baccalà alla vicentina. con la polenta e poi i famosi Poi le gnocchi, vero? frittate, tutte quelle cose. I gnocchi che fate in casa da gnocchi voi. che facciamo noi, i dolci li facciamo noi, quindi una cosa molto familiare. Noi stiamo aspettando il presidente, ma a me è venuta un po' di fame, ti dico la verità, ne assaggiamo uno? Perfetto. Cosa dici? Cosa preferisci? Baccalà mantecato Eccolo qua, te perché lo passo. è la mia passione. Allora mi unisco anch'io con te. Grazie. Verso un po'. Buonissimo! Grazie.
Ivo Gallo. Dimmi, ma cassa anche tu, Guido. Certo. Fatalmente. Senti, ma il presidente... Ma chi, Michele? Michele. Dovrebbe arrivare a momenti. Eccoci Eccolo! qua. Anche perché Ciao, è difficile ciao, non vederlo. Sì, sono magrolino. Siamo arrivati in questo luogo che incarna proprio la tipologia del locale veneto, in questo borgo straordinario che è Asolo. Peraltro Asolo, insieme al Montello, dà il nome al vostro grande consorzio. Sì, noi siamo il consorzio di tutela Asolo Montello, che appunto raggruppa e tiene la responsabilità di 3 denominazioni: il Prosecco Asolo Superiore, il Montello di OCG e il Rosso Montello DOC. Siamo 480 soci riuniti in questo consorzio, di cui quasi un centinaio producono e imbottigliano e esportano nel mondo questi 3 prodotti eccezionali. Abbiamo una punta di diamante che è appunto l'Asolo Prosecco Superiore, Le bollicine. le famose bollicine, una delle 3 denominazioni che appunto raccontano il Prosecco, che l'anno scorso ha chiuso con 32.400.000 bottiglie, un numero straordinario. Fino a 10 anni fa impensabile, eravamo 3 milioni 10 anni fa, cioè un successo straordinario grazie all'impegno, alla determinazione, alla visione di tanti soci che hanno voluto investire, credere in un territorio. E quello che mi piacerebbe è anche raccontare e far capire al territorio, quindi non direttamente a chi investe, produce, Agli abitanti di queste zone addirittura, alla comunità, ai veneti, alla comunità. A me piace dire questa cosa perché racchiude un po' tutto. Oggi parliamo tanto anche di sostenibilità, no? Perché vorremmo qualche cosa di circolare. Certo. La comunità, il prodotto che noi oggi stiamo celebrando, quindi il Prosecco, i Rossi del Montello, racchiudono in sé un tanto sacrificio di tante famiglie, ma che va condiviso all'interno di un territorio. E non a caso vorremmo anche festeggiarlo questo 40°, perché perché avete proprio 40 anni quest'anno, 40 anni. Sì, e questa è la cosa più importante che mi piacerebbe vedere veramente tutta la comunità. Una grande festa. Una grande festa, che si svolgerà a Villa Maser il 12 ottobre, dalle 10 del mattino fino alle 19 di sera, con la possibilità di assaggiare almeno per 40 etichette, 40 cantine, 40 maison, che portano i propri prodotti. E non solo, peraltro. Assolutamente no, perché ci sarà la strada dei vini, ci sarà l'IPA, il MAB UNESCO, che rappresenta il territorio per quel che riguarda un coordinamento di volontà verso il mondo. Perché attenzione, noi siamo uno spillo, se mettiamo Asolo dov'è, il Montello, Montebelluna dove sono, c'è Venezia che è un grande attrattore, ma noi vorremmo che il grande attrattore sia questo territorio, che è fatto di bellezza, di cultura, di storia. Non a caso c'è Asolo, Browning, Freya Stark, i grandi viaggiatori, Eleonora Duse, Leonora Duse su tutti, certo. E attenzione, abbiamo Canova. A me piace ricordare che Canova i primi bozzetti li faceva con l'argilla. La stessa argilla nella quale affondano le radici che oggi ci danno quel grande. Questo è un bel messaggio. Bello. Quindi da questa stessa argilla, da queste stesse radici parte questa avventura che ha portato questi vini tra Montello e l'Asolano in tutto il mondo. E questo è un grande vanto per voi del territorio. Ho sentito un rumore che crea festa. Esatto, festa, ricordiamo, quella il 12 festa ottobre. che faremo il 12 ottobre a Villa Maser, aspettiamo tutti. Sarà aperta al pubblico, non solo agli addetti ai lavori, e sarà accompagnata dai vini, ma ci saranno anche le piccole produzioni locali. Ecco perché parlo di comunità. Ci saranno i prodotti dei nostri formaggi, insaccati, il miele, le castagne, i fagioli, insomma un po' tutto quello che questo territorio una grande vetrina sa esprimere. E se non sbaglio, siccome l'abbiamo visitata Villa Maser, si potrà visitare anche la villa. L'altro l'unione tra arte, architettura. L'altro tassello che piace ricordare, no? A me piace coniugare questi 3 verbi: cultura, bellezza, territorio. La cultura è il vino, la cultura è la grande cultura, quella di Palladio, quella di Paolo Canova, Veronese, di Paolo Veronese, di Vittoria. E quindi ecco perché la comunità potrà assaggiare, da un lato, come dire, accontentare il palato e non solo, ma dall'altro anche la mente, lo spirito, la vista e tutti gli altri sensi attraverso la visita
guidata all'interno di Villa Emanuele. Quindi sarà un momento di gioia e di festa. Walter! Dov'è? Raggiungici, Walter! Il padrone Walter! casa! Ma adesso che siamo tutti facciamo un brindisi? Sì, Alberto! Oh, là. Alberto! Grande oste, insieme al fratellone, insieme al papà e la mamma, in questo locale storico, nel centro del borgo tra i più amati d'Italia, che è Asolo. Lo facciamo col presidente Michele e con te tutto il consorzio insieme. Assolutamente. Quindi per i 40 anni del consorzio siamo pronti a brindare, ragazzi? Pronti? Pronti, eccoli, Allora, non vedo passiamo l'ora. Walter, Michele, eccolo qua. Grazie il a lei, mio. Signor Marcassa. Allora, facciamo un grande brindisi insieme alla famiglia che ci ha accolto in questo locale meraviglioso, il Baccaro, a tutto il consorzio rappresentato da Michele. E alla racola. Evviva! Siamo saliti sulla torre civica del castello pretorio di Asolo, detta anche torre dell'orologio. Asolo ha una storia lunga ed importante. Intanto è sito su un colle con una conformazione molto allungata. Il toponimo lo si fa derivare da Acelum, la cui radice è Ac, che in lingua indoeuropea sta a significare luogo aguzzo. Abitato sin dai tempi preistorici, raggiunge una grande importanza con l'arrivo dei Romani. Davanti a noi la pianura veneta tutta centuriata, e questo era un luogo di controllo molto importante, lungo la via Aurelia, da non confondere con quella più importante, la strada che comunque collegava il cuore di Asolo alla città di Padova. Con la fine dell'impero romano si costruisce la prima pieve, Asolo diventa diocesi e siamo nel VII secolo d.C. Il castello viene edificato tra il X e l'XI secolo e nel 1239 conquistato dagli Ezzelini. Tante furono le battaglie per il controllo di questa altura, con per esempio gli Scaligeri, con i Carraresi, e poi ci fu l'arrivo della Serenissima Repubblica di Venezia. In particolare dimorò su questo castello la mitica regina di Cipro, Caterina Cornaro, la quale portò con sé una corte ricchissima di umanisti e intellettuali, tra tutti il nostro caro vecchio amico Pietro Bembo. E quindi ci fu un periodo di fasti, tanto che addirittura la Serenissima a fine 400 concesse grande autonomia agli abitanti di Asolo. Ci fu uno sconvolgimento socio-economico
durante la battaglia contro la Lega di Cambrai. Divenne meta esistenziale di tanti artisti, soprattutto nel periodo romantico e nel Novecento. Ricordiamo i 2 anni che trascorse qui la divina Eleonora Duse, dove è sepolta nel vicino cimitero, e per esempio la coppia di intellettuali con il poeta Robert Browning e con sua moglie Freya Stark, che è stata, diciamo, una delle prime scrittrici di viaggio della modernità. Quindi Asolo ancora oggi rappresenta un luogo di incontro tra culture, che guarda questi colli straordinari e soprattutto controlla la grandissima pianura veneta. Nei giorni di cielo sereno si arriva a vedere addirittura il campanile di Venezia. Io sono felice di vivere questa piccola città che ogni qualvolta la si visita accende il nostro cuore di emozioni sincere. Ho sentito il bisogno di entrare nel Duomo di Asolo, intanto perché è uno scrigno d'arte stratificato. La loggia esterna che ancora vediamo era il luogo di ritrovo per eccellenza della confraternita dei battuti. Poi l'interno di oggi ha questa fisionomia tipica del Settecento, anche se la chiesa è presente qui da molto prima. Alcune opere poi sono state traslate nel nuovo edificio, in particolare oltre all'Assunzione di Jacopo da Ponte ce n'è un'altra. Dicevo che ho voluto guadagnare questo luogo perché alle mie spalle c'è una delle opere del Rinascimento veneziano a cui tengo di più. Ci tengo molto perché, oltre a mostrarci il trionfo magico del colorismo veneto, quindi questo rosso acceso, l'azzurro della veste della Madonna, è un'assunzione molto diversa da quelle a cui siamo abituati. Faccio un esempio, quella più importante forse è quella di Tiziano Vecellio dei Frari di Venezia, per cui Asolo contiene una copia ottocentesca. Questa invece ci mostra una Vergine Maria con il volto assolutamente invecchiato, con 2 personaggi, Ludovico da Tolosa e Sant'Antonio Abate, entrambi venerati dai battuti. Però sono in una posizione non tanto, agitata, tesa per la dipartita verso il cielo della Vergine. Sono in posizione quasi come assistessero ad un'apparizione più che a un'assunzione. E la Madonna è traghettata da 4 angeli e si dice che quel volto forse potesse essere un ritratto della regina Caterina Cornaro. In realtà, guardando bene altri dipinti, non si assomigliano molto ai ritratti che ne fece addirittura Tiziano Vecellio, è diversa, però c'è questo racconto misto a leggenda. Fatto sta che è una rappresentazione scenica che si distacca dalle altre, anche da quella di Jacopo da Ponte, in cui la Vergine è in movimento, sembra quasi stia compiendo un atto agonistico, mentre i personaggi di Lorenzo Lotto sono assolutamente estatici. Nella predella sottostante, leggermente rovinata, c'è il panorama di Feltre. Ecco, io uscirò con un guadagno personale, perché, ripeto, quest'opera del 1506 di Lorenzo Lotto è uno dei quadri più belli, a mio vedere, del grande momento dell'umanesimo e del Rinascimento di Venezia. Asolo, parco di Villa Freia, alle mie spalle uno stupendo esemplare di Leccio, registrato tra i 305 alberi monumentali del Veneto, che fanno parte dei 4.655 esemplari di tutta Italia. Gli alberi monumentali, piante che hanno importanza naturalistica, storica,
architettonica e sociale. Quercus ilex, cugino del rovere, meno famoso ma non per importanza, perché ha delle caratteristiche particolari. Ad esempio, è una quercia sempreverde. Poi ha l'eterofilia, cioè la coesistenza di due tipi di foglie diverse nello stesso albero, perché le foglie apicali sono diverse, sono più piccole, sono lanceolate rispetto alle altre, e è veramente particolare perché potrebbe confondere, potrebbero sembrare alberi diversi. Un'altra caratteristica è quella di radici che penetrano nel terreno, crescono in profondità a cercare l'acqua, quindi un albero molto resistente alla siccità. Questa caratteristica lo ha reso utile all'uomo soprattutto, e non so se l'avete mai notato, vicino alle chiese. Perché? Crea una folta chioma, sempreverde, e quindi ombra tutto l'anno. Quale miglior posto per fermarsi a dialogare prima o dopo la messa? Come dice sempre Lele, bisogna diventare senza mai smettere di essere. Una frase di Calvino. Perché Calvino? Perché il suo barone rampante Cosimo Piovasco di Rondò un giorno decise di salire su un albero per continuare la sua vita sopra gli alberi, e quell'albero era proprio un leccio. Insomma, un albero che aiuta gli uomini, che accompagna gli uomini. Per questo ora andrò ad abbracciarlo, perché abbracciare un albero porta fortuna, ma soprattutto ti allunga la vita. Quanto bello è il Museo Civico di Asolo. Sì, anche tu. Grazie, grazie, gentile. In realtà è un luogo che raccoglie molta arte, molte opere, in quello che un tempo era il Palazzo del Capitano, e siamo proprio a pochi passi dal Duomo di questa meravigliosa città sulla collina. E c'è una bella pinacoteca con addirittura 2 tempere di Antonio Canova, Attenzione. molto prestigiose. Nel piano terra c'è un'area dedicata all'archeologia e soprattutto anche ai resti ritrovati della romanità di questo luogo. E poi all'ultimo piano c'è questa grande sorpresa, cioè 2 donne che hanno, dato molto al mondo intero e soprattutto a questa comunità. Tu da dove arrivi? Io ho abbracciato un albero all'interno del giardino di Villa Freia, la residenza di Freia Stark, qui ad Asolo, dove morì dopo i 100 anni. Era una donna veramente forte. Pensa che è stata definita la prima travel writer, cioè la prima donna che cominciò a descrivere i suoi viaggi, soprattutto in Medio Oriente, nei suoi taccuini, nei suoi scritti. Una blogger di una volta. Esatto, una blogger antelittera. Antelittera. Pensa che a 84 anni ridiscese l'Eufrate, 88 anni scalò sopra un asinello l'Himalaya. Quindi una donna portentosa. Esatto. Aspetta, a 90 anni percorse il deserto ad Aleppo. Pensa. Questo museo ha dedicato a lei una stanza. Quella bianca. Esatto, dal 2018. Questa stanza racconta la storia straordinaria, la vita straordinaria della Divina. Tu che hai studiato storia del teatro. Chi era Eleonora Duse? Eleonora Duse, detta la Divina. Appunto. Questo fu
il nome che le diede il grande Gabriele D'Annunzio, è stata forse una delle più grandi attrici della storia mondiale del teatro, ok? E ha avuto una vita meravigliosa, ma addirittura anche complessa per certi versi. Intanto la tormentata storia proprio con il Vate, fatta di alti e bassi, di mordi e fuggi, molte volte anche di un erotismo vissuto in maniera anche estrema, insomma ci sono tante cose da raccontare, però soffermiamoci invece sull'aspetto artistico. Eleonora Duse visse 2 anni qui ad Asolo, ok? E all'interno di questa stanza è come entrassimo un po' a casa sua. Qui c'è l'archivio che allo Stato italiano la figlia Enrichetta ha donato. Quindi troviamo abiti di scena, progetti di scenografie, addirittura il camerino con un video multimediale che ci racconta la sua storia e il suo pensiero. E lei è stata una assoluta rivoluzionatrice del modo di recitare. Abbandona quel tipico stile ottocentesco, avvicinandosi a Stanislavski, lei si innamora completamente dei personaggi che interpreta, restituendo l'anima vera e propria. Lei diceva che non recitava, ma sul palcoscenico, innanzi alla ribalta, in qualche maniera parlava a bassa voce. Questo era il suo modo di intendere l'ars recitandi, e ha avuto una carriera importante che si è chiusa poi a Pittsburgh negli Stati Uniti. L'ultima tournée è scomparsa nel 1924. Ma di Eleonora Duse è rimasto molto qui ad Asolo, non solo la sua dimora, non solo i suoi oggetti, ma il suo spirito. Andiamo a scoprirlo? Sì, dove? Via! In teatro. Qui si sentono molte vibrazioni, no? Artistiche. Questi 2 nomi poi ci arrivano, che sono la Duse e D'Annunzio. Questa storia complessa, questo sentimento che ha subito un percorso, direi, molto difficile, ma molto passionale, ecco. E c'è una canzone che io ho nel cuore da tanti anni, che penso possa risvegliare in me uno spirito buono, quasi rendendomi un uomo migliore. Waiting
Watching the clock, it's 4 o'clock, he's got to stop. Tell him, take no more, she practices her speech. As he opens the door, she rolls over, pretend to sleep as he looks over. She lies and says she's in love with him, can't find a better man. She dreams in color, she dreams in red, can't find a better man, can't find a better man, can't find a better man. Credo che il teatro e il cinema, le arti performative, in questo momento abbiano un ruolo fondamentale e debbano avere un ruolo fondamentale in quella che chiamiamo comunità o, se vi piace di più, società. Credo sia fondamentale tutto questo perché l'arte ha sempre avuto il compito di precedere, di stimolare, di muovere, a volte di scandalizzare la società. E credo che debba continuare a fare questo, deve precedere la comunità e deve farne parte. Non esiste un teatro se non esiste una comunità che lo sente proprio. Quello che io cerco di fare qui, in questo meraviglioso teatro e appoggiato dal Comune di Asolo, è proprio questo, quello di creare delle persone, quello di lavorare e rendere sempre più consapevoli delle persone riguardo alla propria arte, quello di occuparsi dei principi basici di quest'arte, proprio delle cose basilari, necessarie. E questo lo facciamo quotidianamente, giorno per giorno, affrontando l'errore come una strada e non come qualcosa da evitare. E credo che l'arte, anche l'arte teatrale, dovrebbe avere questo ruolo nella comunità, quello di essere una presenza che stimola, che pone delle domande. Un buon spettacolo dovrebbe lasciarci con delle buone domande, non con delle buone risposte. E quotidianamente lo facciamo, qui all'Accademia Eleonora Duse. E penso che in questo senso il teatro veneto, quello italiano, quello europeo e infine anche quello mondiale abbia ancora molte cose positive da fare e molte sfide da provare a vincere. Taci. Sulle soglie del bosco non odo parole. Che dici? Umane. Ma odo parole più nuove che parlano gocciole e foglie. Lontane. Ascolta. Piove dalle nuvole sparse, piove sulle tamerici salmastre ed arse. Piove sui pini scagliosi ed irti, piove sui mirti divini, sulle ginestre fulgenti di fiori accolti, su i ginepri folti di coccole aulenti. Piove sui nostri volti silvani, piove sulle nostre mani ignude, su i nostri vestimenti leggeri, su i freschi pensieri.
che l'anima schiude novella sulla favola bella, che ieri t'illuse, che oggi mi illude. O Ermione, piove sulle tue ciglia nere, sì che par tu pianga, ma di piacere. Non bianca, ma quasi fatta avvirente, par da scorza tu esca, e tutta la vita è in noi fresca, aulente. Il cuor nel petto è come pesca, intatta. Tra le palpebre gli occhi son come polle tra l'erbe, i denti negli alveoli son come mandorle acerbe. E andiam di fratta in fratta, or congiunti, or disciolti, e il verde vigor rude ci allaccia i malleoli, ci intrica i ginocchi, chissà dove, e piove sui nostri volti i silvani, piove sulle nostre mani, ignude, sui nostri vestimenti leggeri, sui freschi pensieri, che l'anima schiude novella sulla favola bella, che ieri mi illuse, che oggi t'illude, o Ermione. La pioggia nel Pineto, 1902. Gabriele D'Annunzio per Eleonora Duse. Ivo Gallo, Dimmi, Lele Marcassa. sei contento? Contentissimo. Ma purtroppo sì. si chiude questa nostra piccola avventura tra i colli asolani. Siamo partiti da Cornuda, Passando per Maser. per chiudere nella splendida Asolo, dove abbiamo anche un po' rivissuto quella avventura amorosa tra il Vate Gabriele D'Annunzio ed Eleonora Duse, la divina. La divina. Se sei d'accordo, Sono d'accordo. chiuderei proprio con un pensiero di Gabriele D'Annunzio nei confronti della sua amata. Si abbandona alla presa di quegli occhi chiari, si sorprende a dimenticare tutta la sua amara sapienza della vita, a godere della lusinga che essi esprimono. Da Ivo Gallo, Ma soprattutto da Lele Marcassa. si chiude questo nostro piccolo viaggio. Se vorrete, ci vediamo ancora nella prossima avventura. Ciao a tutti e grazie. Tutti sui colli a batterci le mani, a mettere le bandiere sui balconi. Sono arrivati i re dei ciarlatani, i veri guidi sopra il carrozzone. Venite tutti in piazza fra 2 ore, vi riempirete gli occhi di parole, la gola di sospiri per amore e il cuor farà 3000 capriole.